è andato via, ma c'è ancora chi brilla a centrocampo. Saresti tu. Vabbè, Nainggolan, cioè nel senso c'è un discorso a parte, cioè nel senso è un giocatore che ha dato tanto per il Cagliari, che ha dato veramente tutto, cioè parlo veramente da compagno e da amico. E adesso ci siamo, cioè non ci siamo sempre stati, non c'è un erede in Nainggolan, non c'è un sostituto, siamo sempre stati noi che... Si parla di te in nazionale. No, non è vero. Non è vero? Non è vero, impossibile. 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 E il Cagliari rimane qua? Nel senso Cellino continua ad essere proprietario del Cagliari o lo vende? No, se fosse... No, queste sono vicende societarie che noi nel senso non ci riguardano, nel senso fin quando non ci dicono niente per noi sono solo voci. Nicola Murru giovanissimo ma giochi con una personalità pazzesca. Sembra abbia 30 anni, qual è il tuo vero segreto? Di la verità, hai modificato la carta d'identità, l'hai falsificata? No. Sei nascosto qualche anno? Ma no, sicuramente no, però io cerco di dare il massimo ogni partita e giocare il più spensierato possibile, anche se le responsabilità a questi livelli sono tante. Si parla di te in nazionale? Ma in nazionale, grazie alla società, al mister e comunque anche a me stesso sono riuscito, diciamo, a riprenderla. Sono contento così, speriamo che continui così. Ti paragono a un giovane che come te sì, ha qualche annetto in più, però lì nella fascia è fortissimo, è davvero brilla, De Sciglio. Ma lui non lo conosco personalmente, però dal campo è un ottimo giocatore, sembra anche un ottimo ragazzo fuori dal campo. Un ragazzo semplice, però che anche nel campo mostra una personalità più grande rispetto ai suoi anni.